Allora, rispondiamo subito alla telefonata, facciamo continuare il discorso. Nel frattempo ci ha raggiunto l'altro ospite, Giuliano Pegoraro, comitato promotore Venex. Ben arrivato qui con noi. Grazie. E questa è un'altra proposta di cui vogliamo mettervi a conoscenza, una moneta alternativa, è fattibile o non è fattibile, di che cosa si tratta? Ce lo racconterà il nostro ospite dopo, e quindi un po' per stimolarvi, per mettervi a conoscenza di quel che succede, che si sta muovendo attorno a noi. Ridò la parola. Sì, è comprensibile il telespettatore che si lamenti, come ormai in modo ridondante da mesi, da anni, dello stipendio dei politici. Ecco perché la protesta fiscale, ecco perché non pagare l'F24, o meglio andare in banca e pagarlo a somma zero, così si evita di essere evasori e si costringe lo Stato a procrastinare il tempo in cui Equitalia e Agenzia delle Entrate fanno tutte le verifiche. Ecco perché non pagare gli acconti IVA avvalendosi del ravvedimento operoso, ecco perché non pagare gli acconti dell'IMU avvalendosi del ravvedimento operoso. Così facendo si pagherà un anno dopo con soltanto circa il 3,5% di interessi, meno di quanto si dovrebbe pagare prendendo i soldi in banca. Abbiamo la possibilità, tramite una seria disobbedienza fiscale, prendendoci qualche responsabilità, non di calare lo stipendio dei politici, ma addirittura di smettere di pagarglielo. Ecco, lei ha detto delle cose anche tecniche particolari, quindi non pagare, ma facendolo con grano salis. Sì, ci sono tre aspetti, ci sono tre aspetti di quello che personalmente suggerisco e quello che suggeriamo di fare. Il primo... Ti suggeriamo, voi ti parti? Sì, quindi. certo, ti parti dal Veneto. Il primo è quello di avvalersi del ravvedimento operoso, che guarda caso è previsto per legge, che consente di posticipare il pagamento del tributo di un anno, andando incontro a una sanzione del 3% sul totale dovuto, più un piccolo interesse che ci porta il totale comprensivo al 3,5%, che se guardiamo bene è meno di quanto ci costerebbe prendere i soldi in prestito dalla banca per pagare le tasse. Il grande vantaggio che si raggiunge però qual è? Di creare uno shock nelle casse dello Stato. Ma non è che lo Stato si rifà sugli poveri cittadini che sta roba non la fanno e tartassano ancora di più? Ma lo Stato si rifà sui poveri cittadini ogni giorno. Il 75% del prezzo di un litro di benzina sono tasse. Che cos'è questo? Sono persecuzione fiscale. Ma poi vado oltre. Tanti piccoli gesti di elusione o evasione fiscale che si possono fare ogni giorno per autodifendersi da una tassazione fuori da ogni limite. Una cosa che volevo dire a tutti gli imprenditori e gli artigiani che ci stanno seguendo adesso e stanno facendo pensieri, come purtroppo centinaia di imprenditori hanno già fatto, cioè di togliersi la vita perché umiliati dal fisco, umiliati da questo Stato che depreda le risorse del loro lavoro. Non fatelo, la vita è più importante di qualsiasi cosa e si tratta di sopportare questi ultimi mesi, speriamo non anni. Sta finendo questa persecuzione, lo Stato è agli sgoccioli, lo Stato italiano, la Repubblica Italiana è agli sgoccioli, qualcosa, la libertà vince sempre. Chiarissimo. Cosa ne pensa lei, signor Pegoraro? Sentito qua questa proposta, buttata là, dopo parlerà della moneta naturalmente, come cittadino però. Beh, come cittadino cosa posso dire? Che comunque la sconvolge queste azioni qui si capiscono perché insomma... Lei è imprenditore, che è dipendente? No, io faccio il consulente. Quindi libero professionista. E mi sto occupando da un po' di questa iniziativa di moneta complementare, quindi insomma sono un po'... Comunque è comprensibile l'atteggiamento che il signore qui insomma vuole promuovere, anche se secondo me sarebbe più importante che comunque ognuno continuasse a fare il proprio dovere e cercando di portare avanti un'azione collettiva che metta lo Stato in condizione di rispondere in modo diverso a quanto non stia facendo adesso. Quindi ribellioni, atteggiamenti individuali, io cercherei di escluderli se fosse possibile. Cioè magari a qualsiasi tipo di azione, però purché sia di massa, insomma. Purché sia di massa, e comunque sia di stimolo a una risoluzione far capire che è una rivoluzione, più questa ampia. È una rivolta. Sì, il rischio è quello che non essendoci la massa sia la scusa per posticipare. Esatto, infatti che magari venga interpretato in questi termini, quindi non ha nessun senso dopo.
Ecco, ecco, questo infatti un po' anche a me è venuto Poi questo per l'amor di Dio, pensiero. io massimo rispetto l'idea, cioè ciascuno Io è penso libero vada a di pensare auspicare questo. quel che crede. Personalmente non sono più disposto a aspettare nessuno, mi perdoni. Non sono più, non ho né la voglia né il tempo di aspettare nessuno, perché ho tanta voglia di costruirmi il mio futuro con la persona che amo, e veramente è fuori discussione il fatto che io aspetti un taglio fiscale da parte del governo, non mi mai. interessa, ho altro da fare. Non arriverà mai, purtroppo. Un po' difficile. Che delusione. Squinzi proprio ha detto. Ma ho tra l'altro anche il diritto, non solo il industriali. diritto, anche il dovere di pensare a un mio futuro. No, ma ci mancherebbe, cioè tutti quanti andiamo avanti perché pensiamo al futuro, se no prenderemo le valigette e andremo immediatamente via da qua, perché per carità, cioè, se uno non ha prospettive cosa sta a fare? E quindi è lecito questo, anzi io dico qualsiasi azione la portiamo a conoscenza dei nostri spettatori, perché qualsiasi azione, purché qualcosa possa servire, se può servire, e si spera in questo senso. Forse le azioni individuali singole, effettivamente pensando un po' alla storia, perché poi anche lei l'ha studiata bene, non hanno mai sortito degli effetti importanti. Quello che fa paura sono le azioni portate avanti in massa, cioè tipo ti parti, quanti siete, adesso non lo so, n migliaia o milioni. Sì, attenzione, l'altra sera all'Onigo, in via Lord Baden-Powell, nella sede della ditta tecnografica, abbiamo fatto questo evento lanciando la disobbedienza fiscale. C'erano 150 presenti e 250 ci hanno seguito in streaming, perciò operativamente la disobbedienza fiscale si fa a livello individuale, ma sia chiaro che una quantità, e parliamo di centinaia se non migliaia di imprenditori, o spontaneamente perché non li verseranno, o costretti perché veramente non hanno i soldi, quest'anno non pagheranno il fisco. Il Natale che dal Veneto regaleremo allo Stato italiano e a questo governo alfetta sarà un Natale che difficilmente si dimenticheranno. Chiarissimo. E allora veniamo anche all'altra proposta, un'altra escamotage. Cosa avete inventato voi? Cosa state pensando? Cosa lei sta pensando? Insomma, non è tanto un escamotage. Io faccio parte del gruppo promotore per l'attivazione di una moneta complementare nel Veneto. La nostra moneta si chiama Venex, che sintetizzando i due termini Veneto ed Exchange, e vuole essere un nuovo strumento a disposizione dell'economia locale per contrastare gli effetti negativi dell'attuale crisi economica e finanziaria e di assenza di liquidità o di carenza di liquidità che hanno le piccole e medie imprese del nostro territorio. Cioè? Cosa vuol dire moneta complementare? La moneta complementare sarà un nuovo strumento di contabilizzazione degli scambi di beni e servizi per le imprese che aderiranno al progetto. Come quella che c'è in Svizzera, no? Sono in cantoni, più o meno sì, come quella che c'è in Svizzera, quella che in Svizzera è ancora insomma quasi 100 anni, 80 anni, l'esperienza della VIR, che conta mi pare circa unas 70.000 imprese associate, e tra l'altro questa esperienza è collegata anche a una struttura bancaria in Svizzera. E praticamente a livello molto semplicistico, sì, che cosa avviene? Praticamente avviene questo, che le imprese del Veneto potranno scambiarsi tra loro beni e servizi senza pagare in euro, ma liquidando le loro transazioni con questa moneta complementare. La moneta complementare non sarà uno strumento di pagamento, ma sarà uno strumento di contabilizzazione dei debiti e crediti che avvengono tra le singole imprese. Merce, insomma, è una specie, chiamiamola così, di cambio merci. I vantaggi per le imprese saranno quelli di non dover utilizzare loro liquidità o prestiti bancari, di non pagare interessi su questa cosa. Ad ogni impresa verrà concessa una linea di credito sulla base del merito fiduciario che verrà valutato e in base a quello che è l'ammontare di beni e servizi che loro vorranno attivare all'interno del circuito. Ma esistono già delle attività di questo genere comunque? In Italia esiste qualche iniziativa operativa di moneta complementare, ci sono tante altre iniziative per promuoverla in alcune regioni, ma che ancora non sono operative. Quindi. Sì, comunque ci sono delle forme, che forme richiedono un'associazione, essere associati, far parte di un certo circuito. Sì, bisogna che parta ovviamente un circuito. Il nostro circuito si chiamerà Ven Exchange e quindi gestirà tutte le transazioni in moneta complementare che avverranno nel territorio veneto.
L'iniziativa Sì, prego. l'iniziativa sarà rivolta inizialmente al mondo delle piccole e medie imprese, utilizzando anche collaborazioni di associazioni che le rappresentino, e poi verrà anche indirizzata al mondo del lavoro, magari per coloro che vorranno aderire, ricevendo una parte del loro salario in moneta complementare. Ecco, in moneta complementare. Questa moneta complementare non rischia di essere bloccata, perché se è una moneta... No, non è una è moneta sempre questa fisica, forma. Ok, quindi non è una sempre moneta questa... I fisica. privati cittadini, che poi sono quelli che magari appunto sono dipendenti di strutture, eccetera, potrebbero giovarsi di questo oppure no? I privati cittadini si gioveranno di questo quando potranno entrare nel circuito in un secondo momento, quando esisterà comunque già un'attivazione per il mondo delle piccole e medie imprese. Questo è il nostro progetto. È un progetto che è realisticamente pronto a partire? Oppure... Allora, noi dovremmo completare le operazioni di preparazione per l'attivazione della moneta complementare entro il primo trimestre del 2014. Noi chi? Il comitato promotore. Ah, c'è un comitato C'è un comitato ma promotore. c'è un'associazione, c'è qualcosa alla base, un ente, oppure siete dei liberi cittadini? No, noi siamo dei consulenti, dei professionisti. Federcontribuenti comunque ha fatto sua un pochettino questa iniziativa, poi ci sono anche altre associazioni di categoria che sono interessate, che adesso stiamo coinvolgendo. Quindi sì, dicevo, noi contiamo di avere delle preadesioni a circuito, circa 200 preadesioni a circuito che sono necessarie per lo start-up dell'iniziativa entro il primo trimestre del 2014. Contiamo poi di arrivare a un numero di 400 aziende aderenti entro fine 2014 e di raddoppiare questo numero nel 2015. È chiaro che ci vuole una massa critica di base per iniziare ad operare. Ogni azienda potrà comunque vendere i propri beni e servizi, anche facendo promozione ai propri prodotti. Saranno definiti i prezzi ovviamente in moneta complementare, ma una unità di moneta complementare sarà uguale a €1 sostanzialmente, quindi saranno queste per avere un valore di riferimento. Sì. Benissimo. Sentiamo anche cosa ne pensa il nostro ospite subito dopo la pubblicità.